Ponte Vecchio, patrimonio dell'UNESCO, un percorso ancora molto lungo, ma forse possibile se si cambia marcia. Ne sono convinti i tecnici che da tempo stanno studiando l'opera di Palladio, monumento nazionale, una delle infrastrutture più suggestive della storia del Veneto occidentale. Giusto dunque proporla all'attenzione del mondo. È un'icona assoluta del paesaggio nazionale, del bel paese, e quindi credo che sia giusto che lo proponiamo all'attenzione di tutti i cittadini del mondo. Sui tempi del riconoscimento è difficile dare una risposta, le procedure sono molto rigorose, i passaggi da completare numerosi. Punto di partenza è uno studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità serve a mettere sul tavolo, a mettere in chiaro tutti gli elementi di conoscenza necessari per comprendere quali siano le effettive possibilità di intraprendere un percorso di valorizzazione UNESCO. Palladio è noto come architetto di ville e palazzi, ma aveva anche una grande passione per le infrastrutture come ponti e strade e il ponte di Bassano era già per l'epoca un'opera avveniristica. Bassano è il capolavoro della carpenteria di ponti palladiani, un'idea geniale che sviluppa una nuova idea di ponte che riduce al massimo la presenza di piloni nell'acqua. Io penso che il ponte di Bassano sia un grande capolavoro dell'ingegneria mondiale, tra l'altro per certi versi vicino ad altri capolavori di ponti in legno come i bellissimi ponti svizzeri, i ponti alpini. E in tempi di guerre spostare l'attenzione sui ponti, cioè su qualcosa che unisce, è un messaggio dal significato potentissimo.